In occasione della giornata mondiale del panino italiano, Molino Cosma di San Martino di Lupari, Padova, ha lanciato il primo panino sostenibile, il Cosma Panino Green 2023. Si è trattato di un importante evento che ha visto coinvolte le farine sostenibili del Molino Cosma, con le quali sono stati preparati tutti i panini, dalla ciabatta alla romanina, dal pane morbido a quello croccante. Protagonista dell'evento è stato lo chef Max Mariola, famoso conduttore di Gambero Rosso Channel, che ha preparato all'interno dell'Academy Molino Cosma le sue opere d'arte paninara con le farine sostenibili e un paniere di irresistibili ingredienti naturali. Sono stati 5 i panini in gara, sempre Green, il Veneto in ciabatta, Speedy baccalà, Poco di buono e Focaccia ruspante. Una speciale giuria composta da giornalisti e specialisti del settore ha valutato assaggiando i panini e ha decretato il Cosma Panino Green 2023 Veneto in ciabatta. Molino Cosma crede nel risparmio della CO2, vuole dare il suo contributo per lasciare un futuro migliore. Da anni ha investito nella filiera e quindi ha pesato la CO2 dal campo alla tavola. Oggi vogliamo siglare, proclamare il panino Green Cosma 2023. Questo concorso, questa proclamazione l'abbiamo pensata per coinvolgere i nostri clienti panettieri e l'industria di panificazione, perché riteniamo che la filiera debba essere completa e pertanto le nostre farine andranno ad essere utilizzate dai nostri clienti che crederanno in questo progetto. Abbiamo dato vita a questo progetto, le farine sostenibili, è un progetto molto innovativo, nasce 2 anni fa, abbiamo messo assieme un gruppo, una filiera di agricoltori, raccoglitori fino al Molino Cosma, noi come Molino. Una filiera sostenibile dove viene pesata l'anidride carbonica prodotta dalla semina del chicco fino alla farina presente sullo scaffale. Abbiamo scelto di portare in produzione 4 tipi di farina con un equilibrato contenuto di fibre attente a quelli che sono le necessità del consumatore attuale. Abbiamo una farina tipo 2 semi-integrale, una farina tipo 1, una farina forte per essere utilizzata per la produzione di prodotti lievitati, pane fatto in casa e focacce, e una classica farina 00 per tutti gli usi. Il molino è stato certificato di DTP 112, perciò Carbon Footprint, ed è uno degli unici molini in Italia ad avere questa certificazione. Nato dalla farina sostenibile tipo 1 e dalla creatività dello chef Max Mariola, è il panino risultato vincitore del concorso della prima edizione del Cosma Panino Green 2023. Chef Mariola ha utilizzato per le sue creazioni le farine sostenibili Molino Cosma e un ampio paniere di gustosi ingredienti naturali. Questa regione meravigliosa, quindi che ho fatto? Ho pensato a tutti i prodotti che si producono ce ne sono tanti altri, però tra quelli che ho scelto li ho assemblati, io non ho fatto niente, è la regione già che è il territorio che ha fornito queste ricette, io l'ho solamente assemblate, soltanto questo ho fatto e ho cercato di non rovinarle quando ho potuto. Alla fine sai cosa vince sempre su tutti? La semplicità.
dove tu senti ogni singolo ingrediente, dove tu non c'è confusione nel palato, senti il radicchio, quel dolce erbaceo, dolce amaro erbaceo, poi senti l'asiago che era fuso sul pane, poi senti la soppressa, quindi sapidità, grassezza, cioè questo noi poi alla fine quello che ci piace è la semplicità ma buona. Veneto in ciabatta, farcito con soppressa vicentina, radicchio di Treviso saltato e formaggio asiago, verrà proposto da Molino Cosma per tutto il 2023 nei propri momenti di promozione quale primo panino sostenibile.